Ormai siamo in piena estate e siamo arrivati al mese di luglio. Continua pertanto il nostro viaggio alla scoperta della simbologia dei mesi che compongono il nostro calendario. Il mese di luglio infatti è il settimo mese del calendario gregoriano e giuliano, ma il nome del mese di luglio è dovuto soprattutto a Caio Giulio Cesare, questo condottiero che ha portato delle innovazioni, ha portato dei cambiamenti del calendario fino allora conosciuto. Infatti il mese denominato quintile fino a quel momento, dopo la morte di Caio Giulio Cesare, è stato denominato luglio dal termine Iulius. Nella tradizione religiosa invece il mese di luglio è un mese importante perché ci sono una serie di ricorrenze che ricordano il preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, quasi a rinnovare il sacrificio che nostro Signore Gesù Cristo ha fatto ed ha rivolto all'umanità. Ma il mese di luglio è anche il mese della regalità, dei festeggiamenti legati alla stagione estiva. Infatti la pietra portafortuna è la pietra che ha il colore rosso per eccellenza ed è la pietra del rubino. E voi tutte queste curiosità legate al mese di luglio le conoscevate?